Bollettino Covid regionale allarmante, quello pubblicato oggi. Sono 6 i decessi nelle ultime 24 ore, 404 nuovi contagi rilevati con circa 3.000 tamponi. Aumentano i ricoveri in area medica e terapia intensiva. Adesso che il virus si fa sentire forte anche in Calabria, gli ospedali sono in affanno. I posti letto per gli ammalati ci sarebbero, ma manca il personale medico e infermieristico. Occorre assumere subito, ma chi decide? Corcione, scappano tutti. È partita la piattaforma di Poste Italiane, ma le prenotazioni sono ad appannaggio degli over 80. Nulla di definito ancora per i soggetti fragili. Intanto bisognerà attendere martedì perché arrivi un nuovo quantitativo di vaccini. Si scambiavano sui social immagini e video di minori abusati o vittime di violenze. La rete è stata scoperta dalla polizia postale che ha sequestrato 28.000 immagini e 8.000 video. 3 le persone arrestate. Protesta dei giostrai stamattina a Catanzaro. Denunciano di essere stati lasciati da soli. Non lavoriamo da un anno. Buonasera dalla redazione TG10. Con queste immagini abbiamo voluto celebrare la giornata nazionale per le vittime del Covid, purtroppo una pandemia che non ci ha ancora lasciato e per quanto riguarda la Calabria sta vivendo una terza ondata che si sta dimostrando più intensa rispetto a quelle precedenti, ma vediamo in sintesi il bollettino regionale che purtroppo oggi fa registrare 6 morti e un aumento di ricoveri sia in area medica che in terapia intensiva. Sentiamo. In Calabria ad oggi sono stati sottoposti a test 593.571 soggetti, più 3.006 rispetto a ieri. Le persone risultate positive al coronavirus sono 42.329, più 404 rispetto a ieri. I casi confermati oggi sono così suddivisi: a Cosenza 176, a Catanzaro 55, a Crotone 55, a Vibo Valentia 54, a Reggio Calabria 64. I ricoveri sul territorio regionale ad oggi sono 294 nei reparti di malattie infettive e 33 nelle terapie intensive, 6 vittime nelle ultime 24 ore, 752 in totale dall'inizio della pandemia. A gestire questa situazione di difficoltà il commissario della sanità della regione Calabria Longo, oggi intervenuto nel nostro telegiornale, ha risposto alle domande del nostro direttore Attilio Sabato e ha parlato di carenza di personale, di contagio da Covid e naturalmente della strategia vaccinale, adesso che è arrivato lo sblocco anche del vaccino AstraZeneca. Sentiamo. La carenza di organico nelle strutture sanitarie? Un problema atavico, dice il commissario della sanità in Calabria, il prefetto Guido Longo, ospite del nostro TG. Ecco cosa si sta facendo per assicurare agli ospedali calabresi il personale necessario per affrontare l'avanzata del virus. La carenza di personale purtroppo è un fatto endemico che affonda le radici nel passato più o meno prossimo. Stiamo cercando di sopperire con delle assunzioni a tempo, però come ben capite insomma è difficile assumere del personale medico e paramedico per soli 3 mesi, quindi stiamo facendo fronte in altro modo, cercheremo di approfittare di fondi europei e quant'altro. Le procedure però sono quelle che sono e quindi c'è bisogno di qualche tempo per espletarle. Il commissario si dice pronto a prendere provvedimenti straordinari, ma non è ancora il momento. L'indice di contagio attuale non lo preoccupa. L'indice di contagio ancora non è molto alto in Calabria. Sul fronte vaccini sono le disponibilità a dettare le strategie e il blocco momentaneo di AstraZeneca ha complicato le cose. Il commissario annuncia una fornitura straordinaria di Moderna e Pfizer per la Calabria. La strategia o qualsiasi tipo di programmazione è sempre relativa alla quantità di vaccini che vengono inviati in Calabria. Il blocco di AstraZeneca ci ha creato dei problemi di mutamento di programmazione seduta stante, non avevamo altra scelta, per cui si è fatto ricorso al Pfizer e al Moderna, ma anche queste scorte sono quasi finite, quindi
dovrebbero arrivare da un momento all'altro, per cui delle grosse quantità sia di Moderna che di Pfizer, e con quelle faremo fronte a tutto. È stato Se- assicurato dalla struttura commissariale, quindi non ho motivo di dubitare che ciò succederà. A breve dovrà avviarsi la campagna vaccinale di massa. L'attivazione della piattaforma di prenotazione è un punto di partenza. Dopo gli over 80 saranno implementati anche i soggetti fragili. I soggetti fragili sono stati al momento per la maggior parte curati all'interno degli hubs, perché erano loro in possesso dei relativi elenchi, e poi dai medici di base che ce ne danno una grossissima mano, i medici di medicina generale che ce ne danno una grossissima mano. Per far partire questa piattaforma, che non è partita ieri, ma è partita 3 giorni fa, abbiamo avuto grossi problemi prima di farla partire, perché si sono verificati problemi tecnici di notevole importanza. Comunque è partita, certamente la implementeremo anche con i soggetti fragili. 15 per il momento i punti vaccinali in regione, ma si lavora per ampliare l'offerta. Sono 15 e abbracciano tutto il territorio calabrese. Dobbiamo implementare anche quelli, anche perché siamo, diciamo, in stretto contatto con le autorità militari per la istituzione di grossi centri vaccinali, uno per ogni provincia. Sarà anche un problema annoso, ma in questa situazione di pandemia la carenza di personale diventa davvero molto complicato poi gestire la situazione negli ospedali calabresi, eppure è una situazione che si era riproposta già nel mese di novembre. Severa la stroncatura, la bocciatura del presidente dell'Associazione dei Medici Cosentini. Sentiamo. Non è ancora chiaro come si voglia procedere per gestire l'emergenza Covid che mai come adesso c'è e si vede nella nostra regione. Lo testimoniano i continui casi in aumento che spesso non compaiono nei bollettini ufficiali e le zone rosse istituite in alcuni centri ad alto rischio. Ora, rimanendo nella zona più colpita della Calabria, il Cosentino, è necessario fare il punto della situazione. Intanto l'aver trasformato l'ospedale militare in centro vaccinale ha tolto di colpo la possibilità all'ospedale dell'Annunziata di utilizzarlo per trasferire i tanti pazienti che affollano l'ospedale cosentino. È giusto, per esempio, che 5 pazienti hanno trascorso la notte in tenda. È logico tenere ammassate le persone nel pronto soccorso. Dove sono finiti i posti promessi? A dire il vero ci sarebbero pure, ma mancano medici e infermieri. È la storia di sempre. Tutti ne paventano la necessità, ma nessuno decide. Ci sono 1000 possibilità per assumere sanitari, magari con contratti a termine o attivando dei co-co-co. Quanti giovani disposti a lavorare ci sono? Crediamo tanti, ma nessuno si muove, si attiva, si dà da fare, e intanto il tempo passa e la situazione peggiora sempre di più. Va bene concentrarsi sulla campagna vaccinale, ma c'è anche un'emergenza che si chiama contagio da gestire. Negli ospedali periferici il personale è al collasso, lo è a Rossano, dove si assiste a scene incredibili, ambulanze in fila e pazienti sistemati alla meno peggio nelle anguste stanze che ospitano il pronto soccorso. Ebbene, si può andare avanti così? Mi risulta che i medici che stavano a vigilare con contratto a termine per Covid nella tenda dell'ospedale di Cosenza, che mi pare avessero un contratto con l'azienda territoriale, sono andati via perché da novembre non prendevano il dovuto. Cioè c'è una situazione di assoluta mancanza di governo concreto. Ci rendiamo perfettamente conto che la Calabria è stata letteralmente espulsa e ci siamo lasciati espellere dall'Italia. È una parola forte, ma questa è, perché di fatto non ci hanno mandato quello che il decreto Calabria prevedeva, ci hanno mandato un poliziotto che quello sa fare e non certamente quello di dirigere un mondo così complesso e articolato che è quello della sanità. Doveva essere supportato, lui doveva vigilare il lavoro di una squadra di 25 persone e addirittura di 2 o addirittura 3 subcommissari tecnici che non si vedono. L'unica persona competente, che sarebbe il capo del dipartimento, che peraltro il decreto dice che deve dipendere dal commissario e non dalla regione, insomma, anche questo si è dimesso. Quindi siamo senza nessuno, non c'è il governo del sistema.
E chiaramente chi ha delle responsabilità locali fa fatica a firmare, fa fatica, a mille paure, a mille remore, fioccano gli avvisi di garanzia per ogni malefatta. È chiaro che c'è un'ulteriore difficoltà in una situazione di pandemia. Questa è la sostanza delle cose. Se non ci sarà una presa di coscienza di chi ha voluto assolutamente a tutti i costi commissariare la Calabria, lo commissari realmente, cioè prenda le decisioni del caso e non a cingischiare per mettere una banale firma a rinnovare un contratto di sti ragazzi che stavano lavorando con entusiasmo nella tenda dell'Annunziata. Ma è solo un puro caso che stiamo citando questo argomento, cioè non c'è un governo del sistema, questa è la verità. Ben 176 casi di quelli rilevati oggi, che sono più di 400, sono stati registrati in provincia di Cosenza, 33 nell'area urbana di Cosenza, o meglio nella città di Cosenza, 21 a Bisignano, 21 a Casali del Manco, 12 a Rende, 11 a Corigliano e così via. Naturalmente questi casi positivi aumentano la pressione sulle strutture ospedaliere e stiamo per arrivare, speriamo di no, naturalmente, ai numeri registrati nel mese di novembre, quando si è cercato di supplire alla carenza di posti letto aprendo nuovi reparti e addirittura affidandosi poi all'esercito, all'ospedale da campo, che è stato poi convertito come centro vaccinale. Situazione che ci descrive il primario del reparto di terapia intensiva Pasqua. Sentiamo. 176 casi in provincia di Cosenza nelle ultime 24 ore, trend in preoccupante crescita che si riflette sulla pressione sulle strutture ospedaliere. Aumentano gli ingressi in terapia intensiva e nei reparti dell'area medica, avvicinandosi ai numeri toccati a novembre, nel momento di massima diffusione del virus nella nostra regione. Allo stato attuale noi abbiamo in pronto soccorso 12 pazienti Covid, di cui 10 acclarati e 2 in corso di accertamento. Abbiamo la fortuna di aprire oggi pomeriggio anche la terapia subintensiva, quindi la possibilità di sistemare la maggior parte di questi pazienti che hanno necessità di cure intermedie, di cui né di terapia intensiva né di reparto. Io mi rifaccio anche a quello che si dice, in effetti, la permanenza nelle tende di pre-triage, di triage dei pazienti che arrivano come sospetti Covid è necessaria. Noi prima di poterli trasferire nel reparto abbiamo necessità di avere chiaramente contezza della patologia nella sua interezza del percorso, quindi il tampone, gli esami, la TAC e tutto ciò che prevede purtroppo la permanenza nella tenda. Una volta acclarato la patologia, viene recuperato e trovato il posto di degenza e trasferito nel posto di degenza, che sia a secondo la gravità il territorio, l'ospedale, la subintensiva, l'intensiva. Questo è il quadro. Non c'è questo dramma. Il non Covid è presente allo stesso modo rispetto al pregresso. Noi abbiamo allo stato attuale 32 pazienti non Covid presenti nel pronto soccorso, di cui 12 di natura chirurgica e 20 di natura medica. Urgenze e emergenze sono una decina di pazienti che verranno sistemati nell'arco della giornata nei reparti di degenza. Le misure di contenimento decise a livello nazionale e locale dovrebbero calmierare il fenomeno nel medio periodo, ma nelle prossime settimane si potrebbe registrare comunque un aumento dei casi. Praticamente noi abbiamo un'evoluzione della patologia che dopo una deflessione sta riaumentando, quindi i numeri probabilmente nelle prossime 2 settimane aumenteranno ulteriormente. A tal riguardo le dico che c'è stata un'unità di crisi oggi anche all'interno dell'azienda ospedaliera per creare e supportare queste eventualità. Stiamo cercando le soluzioni e la subintensiva è la prima di queste, partirà proprio oggi e ci dobbiamo attrezzare perché potrebbe aumentare questo numero. Intanto sul fronte vaccini è partita la piattaforma di Poste Italiane, come avete sentito, prenotazioni al momento appannaggio degli over 80, si aspetta di capire quando potranno intervenire i soggetti fragili. Sentiamo. Sono circa 2.000 gli anziani vaccinati negli ultimi giorni in provincia di Cosenza, circa il 40% degli ultra ottantenni con prima dose. I dati dell'azienda sanitaria di Cosenza, sul regionale si è al 18%. Attiva da ieri la piattaforma predisposta dalla struttura commissariale e realizzata da Poste Italiane. In questa prima fase potranno accedere al sistema gli anziani over 80. C'è da chiedersi quanti ultra ottantenni abbiano familiarità
connettività con internet e sappiano districarsi con le piattaforme. Intanto nei centri vaccinali 78 nella provincia Abruzia, laddove le operazioni sono state avviate, si registra uno stop. I vaccini scarseggiano. Finora nell'ASP di Cosenza sono state consegnate 59.502 dosi Pfizer, somministrate 56.202, in giacenza 3.220, per AstraZeneca 24.500. Quelle consegnate, le somministrate sono 7.150, in giacenza 11.450. Per Moderna 5.800 consegnate, 5.004 somministrate, 796 in giacenza. Complessivamente la nostra regione ad oggi ha somministrato il 69,8% delle fiale, ne restano 79.741 da utilizzare, circa il 30%. Siamo penultimi in Italia e le notizie non sono confortanti. Nei frigoriferi infatti ci sarebbero solo le dosi per i richiami. A rilento e con difficoltà si procede solo con gli anziani. Le altre categorie si è in attesa del via libera su AstraZeneca. In particolare il personale scolastico procederà seguendo gli elenchi già in possesso delle ASP. Sul fronte contagio la Calabria peggiora e la Fondazione Gimbe a certificare l'indicatore in salita, l'aumento dei nuovi casi pari al 12,3% e la saturazione dei posti letto e delle terapie intensive. Prospettive da zona rossa? Vedremo. AstraZeneca ha avuto l'ok da parte di EMA, quindi si potrà ripartire con le vaccinazioni delle categorie di cui parlava Rosalba Baldino. Ci sono molti anziani over 80 ancora in attesa del vaccino in Calabria noi siamo andati ad Aprigliano, in uno dei grossi centri vaccinali della provincia di Cosenza, per vedere come sta funzionando. Sono oltre 100.000 gli ultraottantenni nella nostra regione in attesa di vaccinazione. Le dosi sono arrivate in Calabria, ma sono state preservate per effettuare i richiami. Circa 80.000 dunque restano in stand-by in base al report che riporta il sito governativo aggiornato a questa mattina. Siamo andati nel centro di vaccinazione di Aprigliano alle porte di Cosenza e il responsabile dell'ASP, il dottor Nunzio Conforti, ci spiega qual è la situazione attuale. Abbiamo le dosi contate per i richiami già previsti 3 settimane fa. Quanti sono le persone vaccinate fino adesso, fino a questo momento? Fino a questo momento siamo circa 70 persone vaccinate. Purtroppo abbiamo le dosi giuste per assicurare i richiami a coloro che hanno fatto la prima dose 21 giorni fa. Al nostro arrivo lo staff medico e infermieristico aveva appena terminato il lavoro di inoculazione dei vaccini agli anziani, un lavoro che prosegue anche nel pomeriggio per cercare di immunizzare la popolazione considerata fragile, più a rischio, e cioè gli anziani. Ma la campagna prosegue, attiva da ieri la piattaforma per effettuare le prenotazioni collegandosi all'indirizzo http://prenotazioni.vaccinicovid.gov.it per chi non è stato ancora vaccinato, ma solo fra gli over 80. Infatti oggi abbiamo provato anche a contattare il numero verde dedicato, l'800 009 966, ma per la Calabria ci hanno specificato che al momento non c'è possibilità di prenotazione per i pazienti fragili e con patologie. Adesso andiamo a Mirtocrosia, zona dove vige l'arancione rinforzato, è uno dei luoghi dove ci sono delle misure più pressanti. Strade semideserte, saracinesche abbassate e controlli della polizia municipale, scuole chiuse, scuolabus fermi e l'effetto arancione scuro, quasi zona rossa a Mirtocrosia nel Cosentino, dove il sindaco, dopo i dati allarmanti, ha emanato l'ordinanza per ulteriori restrizioni. Ho disposto la didattica a distanza in tutte le scuole, ad esclusione dei nidi che possono rimanere aperti da 0 a 3 anni, e nella stessa ordinanza ho anche disposto il divieto di frequentazione dei luoghi tradizionali, le piazze, le ville, i parchi, i giochi per bambini, proprio per evitare che il virus possa continuare ancora a propagarsi. Questo perché abbiamo avuto proprio ieri la certificazione attraverso appunto le comunicazioni e le ordinanze di quarantena per i positivi,
che abbiamo superato la soglia prevista. Noi abbiamo superato la soglia dei 25 positivi su 10.000 abitanti, per cui si è reso necessario adottare un provvedimento più restrittivo. Attivo il centro vaccinale nella città dell'Alto Ionio che conta più di 9.000 abitanti e le operazioni procedono, ma non bisogna abbassare la guardia, comportamenti scorretti hanno causato il nuovo lockdown. C'è stata questa leggerezza in quest'ultimo periodo che molti che hanno avuto contatti con positivi si sono fatti il tampone negativo, risultato negativo, e quindi hanno continuato a svolgere le proprie abitudini quotidiane. Bisogna avere più attenzione, io questo l'ho detto, lo continuerò a dire, che bisogna mettersi in quarantena domiciliare, fiduciaria, in attesa che l'azienda sanitaria, una volta tracciato i contatti con i positivi, devono naturalmente questi poi sottoporsi a tampone. Questo è stato fatto fino a un certo periodo. Ultimamente sto notando che questa pratica non viene fatta, per cui invito tutti i cittadini che hanno avuto contatti con positivi di non precipitarsi nei laboratori a farsi subito il tampone, ma attendere che l'azienda sanitaria mettersi innanzitutto in quarantena fiduciaria domiciliare, in attesa che l'azienda sanitaria poi predisponga il tracciamento. Cambiamo argomento, 4 nuovi collegamenti ferroviari tra Reggio Calabria e Cosenza, ad annunciarli l'assessore regionale alle infrastrutture Domenica Catalfamo. Dal prossimo 22 marzo 4 nuovi collegamenti ferroviari tra Reggio Calabria e Cosenza. Si parte dall'asse tirrenico. 4 nuove corse del trasporto regionale collegheranno in circa 2 ore le città di Cosenza e Reggio Calabria, con una riduzione di circa 40 minuti sugli attuali tempi di percorrenza. L'obiettivo, spiega l'assessore Catalfamo, è quello di migliorare i servizi per i pendolari calabresi. Il servizio partirà sperimentalmente, sarà dedicato in questo momento ai pendolari e poi con l'auspicio di poter aggiungere ulteriori servizi sempre per velocizzare e migliorare il trasporto degli utenti calabresi. Un altro aspetto che forse è importante segnalare è che questo servizio integrativo verrà fatto con i treni POP che ormai stanno circolando sulla rete ferroviaria calabrese. Questa è la vicenda che riguarda i trasporti. Adesso una bruttissima storia di cronaca. Si scambiavano sui social immagini e video di minori abusati o vittime di violenze. La rete è stata scoperta dalla polizia postale. Sentiamo. È sconcertante, ma non è purtroppo una novità quanto scoperto dalla Polizia Postale di Reggio Calabria, che ha fatto scattare un'operazione denominata Canada, attraverso la quale è stata sgominata una rete di pedopornografi. Oltre 100 perquisizioni sono state eseguite su tutto il territorio nazionale. L'attività, iniziata più di un anno fa sotto la direzione della Procura distrettuale di Catanzaro, ha svelato 119 utenze social dietro le quali si celavano gli indagati. Gli investigatori hanno visto di tutto e l'effetto è semplicemente raccapricciante. 16 diverse regioni e 60 province interessate, maggiore incidenza in Lombardia, Piemonte e Veneto. Si pensi che in 80 casi complessivamente la Polizia Postale ha isolato 28.000 immagini e 8.000 video. In quel materiale c'era di tutto, abusi e violenze su bambini, la maggior parte in tenera età, ed anche, si pensi, su neonati. Durante i controlli 3 persone sono state arrestate in flagranza di reato per la quantità impressionante di materiale pedopornografico che detenevano. Per gli altri 116 è scattata la denuncia a piede libero. L'età degli indagati varia dai 18 ai 72 anni. Ci sono studenti, pensionati, professionisti, disoccupati e impiegati, tra loro anche un appartenente alle forze di polizia e una guardia giurata. Cifre davvero che fanno paura e profili personali che veramente inquietano. Sarà l'autopsia in programma domani a stabilire le cause della morte di un pensionato di Tropea, eventuali responsabilità del figlio di 43 anni, indagato dalla Procura di Vibo con l'accusa di omicidio preterintenzionale. I fatti sono svolti martedì sera nell'abitazione dei due, dove è avvenuta una violenta lite. Niente aiuti per i giostrai calabresi, fermi da un anno a causa della pandemia. Questa mattina hanno protestato a Catanzaro.
Loro sono i giostrai calabresi, a causa della pandemia da un anno sono fermi. Dal governo centrale, dicono, hanno ricevuto una sola tranche degli aiuti promessi, pochi soldi che non sono bastati neanche a coprire i costi di gestione. Questa mattina hanno attuato un sit-in pacifico davanti alla prefettura di Catanzaro, sono stati esclusi da tutti i bandi, chiedono adesso di tornare a lavorare. Siamo stati abbandonati dallo Stato senza nessun sostegno economico. Siamo stati abbandonati dalle amministrazioni che, anche avendo ricevuto le linee guida dalla conferenza Stato-Regioni e potendo lavorare in piena sicurezza, ci hanno negato la possibilità, non tutti i sindaci ma molte amministrazioni ci hanno negato la possibilità di lavorare sul territorio. E noi abbiamo famiglie da mantenere, siamo 1500 aziende che sono allo stremo, senza lavoro, senza possibilità di prospettare un futuro. I rappresentanti delle associazioni dello spettacolo viaggiante sottolineano che ci sono le condizioni per riaprire in sicurezza. Le perdite in questo anno sono state davvero ingenti. Le tasse non si sono mai fermate, quindi noi le assicurazioni delle giostre che sono assicurazioni speciali, continuiamo sempre a pagarli. Quindi è una cosa che lo Stato su questo qua ci dovrebbe pure aiutare. Ma quando arriva qualcosa? Qua stiamo morendo di fame, quindi noi portiamo gioia e divertimento nei paesi e quindi è una categoria che è allo sfando, proprio allo sfacelo, ci stanno distruggendo. Lo sport con il calcio a 5, sabato alle 16 si gioca il derby di futsal Serie 2 fra Pirossigeno, Città di Cosenza e Polistena. Si affronteranno una sfida che vale molto, soprattutto per i rossoblu cosentini che sono lanciati verso i playoff promozione. Cosentini Leotuoto stanno disputando una stagione al di sopra di ogni aspettativa, un gruppo che si trova a un passo adesso dalla post-season, punti che mancano, che li cercheranno i cosentini in questo derby con il Polistena. Pirossigeno al gran completo e naturalmente sarà un impianto a porte chiuse ad ospitare l'evento, un evento che avrebbe sicuramente portato il pubblico sugli spalti del palazzetto. E adesso la borsa con l'economia, sentiamo. Chiusura positiva per i listini del vecchio continente, mentre gli indici americani viaggiano contrastati. In Europa l'attenzione era principalmente rivolta al verdetto dell'EMA sul vaccino di AstraZeneca, definito sicuro ed efficace contro il Covid-19 e non associato ad un aumento di rischi di trombosi. Le indagini dell'agenzia proseguiranno, ma intanto sarà possibile utilizzare il farmaco dopo la sospensione precauzionale dei giorni scorsi. In mattinata Christine Lagarde, numero 1 della BCE, ha sottolineato il miglioramento della situazione economica, ma anche le incertezze legate alla pandemia e al ritmo delle vaccinazioni. Ha poi ricordato l'importanza delle politiche fiscali nazionali e ha escluso la cancellazione del debito pubblico. Ieri la Fed ha reso noto che manterrà i tassi sul livello prossimo allo zero fino al 2023 e il presidente Jerome Powell ha riaffermato il supporto dell'economia, allontanando le ipotesi di tapering nonostante un miglioramento significativo delle stime di crescita per il 2021, più 6,5% contro il precedente più 4,2%. In giornata si è riunita anche la Bank of England, che ha confermato il sostegno all'economia ma non ha fornito indicazioni utili a placare l'impennata dei tassi. Così il FTSE MIB di Milano e il FTSE 100 di Londra chiudono gli scambi in progresso dello 0,3%, sopra la parità anche l'Ibex 35 di Madrid a più 0,5%, il CAC 40 di Parigi a più 0,1%, mentre avanza di più il DAX di Francoforte a più 1,2%, oltre oceano il Dow Jones viaggia a più 0,4%, l'S&P 500 cede lo 0,4% e il Nasdaq cede l'1,4%. Sul Forex l'euro-dollaro scende a 1,193 e il dollaro yen risale a 109. Tra le materie prime accelerano al ribasso le quotazioni del greggio, con il Brent a meno 4,7% a $64,8 e il VTI a meno 5% a $61,4. Sull'obbligazionario il BTP Bund si riduce a 95 punti base, con il rendimento del decennale italiano allo 0,68%. Tornando a Piazza Affari, fra le aziende più capitalizzate avanza CNH a più 3,75%, bene anche Stellantis a più 3% e Banca Mediolanum a più 2,5%, mentre arretrano Amplifon a meno 1,7% e Nexi a meno 2,7%. Grazie e buon proseguimento di serata da Market Insight. E adesso il meteo, vediamo l'evolversi della situazione in questa fase con una perturbazione che sta portando anche nevicate a basse quote.
Nei prossimi giorni la nostra regione sarà interessata da fasi di maltempo invernali. La prima depressione che ci interesserà dalla giornata di giovedì causerà piogge sparse e nevicate fino a quote collinari su alcune aree del nostro territorio. Mentre la seconda perturbazione, che apporterà un nuovo peggioramento delle condizioni meteorologiche, inizierà invece dalla serata di venerdì, ma con quote neve più in alto. Domani cielo generalmente nuvoloso ovunque, con possibili deboli fenomeni distribuiti a macchia di leopardo. Dal pomeriggio sera deciso aumento della nuvolosità sui versanti tirrenici e basso Ionio, dove si avvertiranno le prime avvisaglie del nuovo peggioramento che interesserà la nostra regione. Temperature in lieve aumento. Domani mari generalmente poco mossi, con venti che ispireranno dai quadranti occidentali sul Mar Tirreno e dai quadranti meridionali sul Mar Ionio. Per essere sempre aggiornati sull'evoluzione delle condizioni meteo vi rimando, oltre al nostro sito www.meteoincalabria.com, anche alla nostra pagina Facebook Meteo in Calabria. TG che finisce qui, ci vediamo nelle prossime edizioni, grazie per la vostra attenzione, arrivederci e ancora buona serata.